Siamo con Stefano Dal Santo del Breganza. Allora Stefano, non è bastato un gran Breganza che comunque si è comportato benissimo, sempre negli ultimi minuti pericoloso, non siete riusciti a replicare come la partita d'andata? Oh, beh, guarda, intanto cominciano a dire che è stato bellissimo giocare stasera, avete un grande pubblico, abbiamo anche i nostri tifosi che ci seguono, quindi è stato veramente bello giocare. Penso una gran partita da entrambe le squadre, nessuno ha mollato un centimetro. E poi chiaro, un paio di disattenzioni all'inizio del primo tempo ci hanno un po' portato sul 3-0, è sempre difficile con Sandrigo poi recuperare. Nel secondo tempo siamo entrati con mentalità giusta, penso. E lasciami dire che Bridge, io non so cosa aveva questa sera, ma sta facendo un gran campionato e sta salvando più volte Sandrigo. Guarda, Bridge che si è assolutamente ripreso rispetto alla partita contro il Monza. Torniamo a voi, adesso ovviamente la testa va all'incontro a Trissino, si va ovviamente per cercare di fare lo sgambetto. Sicuramente noi ogni partita non guardiamo l'avversario, noi abbiamo fatto un inizio di stagione sottotono, abbiamo perso tutti i punti praticamente, quindi noi qualsiasi avversario affrontiamo dobbiamo prendere punti, che siano uno, che siano tre, noi dobbiamo avere più punti possibili per arrivare a una salvezza che ci dobbiamo guadagnare sudando. Ecco. Grazie Stefano e bocca al lupo.